Dopo un viaggio itinerante tra i comuni del distretto della Sedia, si trasferisce a Manzano, laddove era nata l'allora AS di Sedia. Ad ospitare la nuova sede, inaugurata oggi alla presenza di Matteo Tonon, presidente cluster Legno Arredo Sistema Casa Friuli Venezia Giulia, Luca Occhialini, presidente Banca Ter, Sergio Emilio Bini, assessore regionale alle attività produttive, Villa Tavagnacco, storico edificio immerso in uno splendido parco, per anni sede direzionale di Banca Ter, credito cooperativo Friuli Venezia Giulia. Oggi presentiamo quello che è la nuova progettualità del cluster, che abbiamo voluto chiamare piattaforme. Perché le piattaforme, il progetto dei platform, riconoscendo quali siano le linee strategiche su cui il comparto deve continuare a investire. E sicuramente dobbiamo parlare e continuare ad implementare progetti che guardano alle tecnologie della produzione, alla digitalizzazione, di cui questo prenderà vita in una piattaforma, un luogo fisico concreto che verrà inaugurato nelle prossime settimane nella zona di Brunier. Dall'altra parte pensiamo come una piattaforma che continui a guardare le tematiche della sostenibilità non come slogan, ma come necessità e supporto fattivo per le imprese del comparto, fosse assolutamente indispensabile. Da qui ne nasce una progettualità, una nuova piattaforma, un luogo, uno spazio fisico in cui tutte queste tematiche verranno sviluppate, analizzate e implementate in favore di tutto il comparto. Senta, in sintesi possiamo dire innovazione tra passato, presente e futuro, con un gioco di squadra ben concreto, no? Un gioco di squadra ben concreto che ha chiaro l'obiettivo: guardare la crescita internazionale del comparto. Noi dobbiamo sempre ricordare come il comparto del legno arredo regionale sia il secondo comparto per incidenza sui dati regionali, sia in termini di presenza, in termini di occupazione, in termini di quote di export. Ricordiamo, stiamo parlando di circa 22.000 addetti e di circa 2.200 imprese, per cui un comparto molto strutturato, ben strutturato, fatto di imprese grandi, piccole, medie, in cui il gioco di squadra diventa fondamentale per continuare a competere sui mercati. La banca ha inteso dare vita ad un progetto di riqualificazione di una parte della propria sede, unendo lo spazio che verrà realizzato nei prossimi mesi all'operatività di Villa Tavagnacco. Il ruolo della banca, di una banca di credito cooperativo come Banca Ter, è quello di tornare al territorio tutto quello che costruisce col proprio conto economico, che non debba per forza andare per norma, andare a patrimonio. Per cui quello che facciamo è aiutare il territorio coinvolgendolo e comunque con degli aiuti che diventano importanti per la comunità, perché il nostro unico azionista vero è la comunità. Certo. Senta, le radici storico-culturali bisogna mantenerle vive, no? Bisogna bagnarle onde evitare che si secchi e poi muoia e di conseguenza va tutto, come si dice, a quel paese. Invece ritornare a Manzano per mantenere vivo, no? Un passato, un presente, ma soprattutto un futuro in 5.0. Certamente gli attori in questa occasione di oggi, in questo progetto così innovativo, sono tre, oltre alla banca che rappresento, che darà un comodato gratuito alla Villa Tavagnacco al cluster Arredo. Oltre al cluster Arredo, il terzo attore, come dicevo, assolutamente la comunità in senso ampio, per cui la comunità vista come anche amministrazione, come politica, oltre che come popolazione. Questi tre attori riusciranno, ritengo e credo, a trovare un valore aggiunto anche estetico, perché il progetto è un progetto ampio anche a livello architettonico per la stessa Manzano. Non resta che tagliare il nastro allora. Non resta che tagliare il nastro. In bocca al lupo. Grazie e buon lavoro. Grazie. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.